Buonasera. Oggi vi parlerò brevemente dell'unica cosa importante che c'è in questa vita, la carità, l'amore di Dio. Se chiedessi a un bambino cosa siano questi alberi che ci circondano, subito mi risponderebbe: sono dei pini. Oppure cosa sono io? Mi risponderebbe: una suora blu. E ancora, se gli domandassi che cosa sia il mare, direbbe: un'enorme quantità d'acqua salata dove ci divertiamo tanto. Ma la domanda che dobbiamo farci è: Dio chi è? Ho detto impropriamente: Dio cos'è? L'Evangelista Giovanni ci dà una risposta precisa e sicura. Dio è amore. Ogni cosa fa quello che gli è proprio secondo la natura. I pini fanno le cose proprie dei pini, gli uomini le cose proprie degli uomini e così via. Non può un pino pregare, né un uomo produrre delle pigne. Dio è amore e quindi tutto quello che fa lo fa per amore. Per amore ci ha creati, Lui che non ha bisogno di noi assolutamente. Per amore ci ha dato suo Figlio Gesù Cristo, la Chiesa, i sacramenti, la Madonna, la famiglia, gli amici. Per amore ci chiama a diventare santi. Ma che cosa vuol dire essere santi? Non è altro che vivere nell'amore totale al buon Dio. Tante persone dicono: essere santo è cosa di preti e suore. Non è per me. Ma questo non è affatto vero, perché Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. E se Dio è amore, noi possiamo amare come Lui ama. Non possiamo produrre delle pigne, ma possiamo amare. Ed ecco, amare come Dio ama. Questo vuol dire essere santo. Però più sul concreto, in che cosa consiste amare? Chi mi ama osserverà i miei comandamenti, dice Gesù. Non possiamo dire a Dio: io ti amo, e poi tralasciare la messa, la preghiera, la carità verso gli altri, i comandamenti, eccetera. L'amore è qualcosa di impegnativo, oppure non è vero amore. Gesù ci ha insegnato che amare vuol dire prendere la croce. Sembra un paradosso, ma non lo è. L'amore implica sacrificio, ed il sacrificio è il segno dell'amore perfetto. Gli esempi della vera carità sono tanti. Possiamo parlare, per esempio, di venire in pineta anche se piove, per amore di Gesù. Possiamo pure parlare dell'amore vero nella vita matrimoniale, in cui, quando uno dei due si ammala gravemente, l'altro rimane al suo fianco, lo conforta e lo cura, dimenticando se stesso, amando nel dolore ed avendo per ricompensa soltanto l'amore. Chi ama si dona, sa tacere, perdonare, soffrire ed offrire. Chi ama è felice soltanto nel fare del bene alla persona amata. Non si ricorda più di se stesso. Chi ama è libero, è un altro Cristo. Certo, è molto più facile allontanare la croce, cercare una vita senza compromessi, ove tutto sia comodo, ma questo non è amore. E chi non vive per servire non serve per vivere, diceva Madre Teresa. L'atto d'amore più grande lo fece Gesù sulla croce, soffrendo per i nostri peccati, aprendo per noi le porte del cielo che non meritavamo. Ma non si fermò con la sua passione e morte, volle rimanere con noi nell'Eucaristia. Cari amici, c'è forse un amore più grande? La carità di Cristo deve svegliare il nostro cuore e spronarci a fare lo stesso, dare la vita per Dio e per gli altri. Chiediamo dunque la grazia a Maria Santissima di ascoltare la chiamata di Gesù a diventare santi, ossia amare Dio ed il prossimo fino al sacrificio di noi stessi, secondo quello che siamo, figli di Dio che è l'amore. Sia lodato Gesù Cristo.